Buongiorno e benvenuti anche oggi alla live del vostro Marietto veneziano. Adesso, come al solito, mentre sto aspettando i nostri amici, il vostro Marietto va praticamente a vedere se è nel gruppo è online e condivide, vediamo un po' se sono partito alla- nella live delle Sibille Interattive. Sì, sono online mentre sto aspettando gli amici che mi salutano e che magari fanno delle domande e linko in altri gruppi così che possono partecipare anche loro. Vi ricordo che le domande le posso vedere solamente se sono fatte. Ciao Francesca. Se sono fatti nel gruppo di Ildegare Marietto Veneziano, quindi alle altre persone che non vedo purtroppo perché stanno facendo le domande in altri gruppi, non in quello di Ildegare Marietto Veneziano che è radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo. Vi ricordo che chi vuole fare domande basta che metta il nome, la data di nascita, nessun tipo di segno zodiacale e quant'altro, cari amici, perché già è difficile così, senza fotografia e cognome, figuriamoci se mettiamo anche segni zodiacali. Bene, intanto che siete arrivati, grazie Giulia, ciao Anna, brava Francesca, inizia pure a fare la domanda così io appena posso, adesso sto linkando nei vari gruppi dove ci permettono di linkare e poi arrivo subito per le domande, per le risposte più che domande. Va bene, così aspettiamo anche i nostri amici. Vi ricordo che se volete la consulenza a pagamento 20 euro 45 minuti potete farlo su Telegram, contattarmi su Telegram. Eventualmente veniamo avanti, aspettate ancora un pochettino e mi raccomando, quelli che fanno le domande salutano, chiaramente sono già iscritti, ma quelli che vedranno in altri gruppi questa live, mi raccomando iscrivetevi anche nel gruppo di Radionica, Radiostesia, Teologia ed Ermetismo del Manietto Veneziano e di Legarda. Mi ci fa molto piacere. Bene, penso che più o meno l'ho condiviso con tutti. Vediamo un po'. Voilà. Bene, vedo delle belle domande intanto che così e arrivo, fatto. Vediamo un po' le domande. Allora iniziamo a salutare gli amici che ci hanno raggiunto. Francesca, ciao, ciao Giulia, ciao Anna. Francesca ancora fa una bellissima domanda, anche Giulia e Giorgia. Bene, quindi iniziamo subito a scaldare i motori perché sapete che questa live dura 30-35 minuti, quindi chi prima arriva è meglio è. Poi un'altra cosa, ripeto, io vedo solo le domande che sono scritte nel gruppo il Diagramma veneziano, radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo. Se siete in altri gruppi dove ho linkato, dovete venire in questo gruppo e iscrivervi chiaramente se volete e fare la domanda, perché negli altri gruppi non riesco a vedere le domande. Bene, iniziamo pure a rispondere alle prime domande che ci sono già. Allora, Francesca, del 64, Lorella dell'81. Mia figlia, da tempo abbiamo litigato. Se facciamo pace, grazie. Allora abbiamo la Francesca che ha litigato con la figlia dell'81, la Lorella 81, Francesca. Iniziamo subito col pendolino e poi facciamo le sibille. Poi è una litigatona, eh? Penso proprio che arrivi questa pace. Però insomma, vediamo subito una bella sibille interattive di quelle per Francesca e Lorella. Stiamo bene le nostre sibille, chiacchierine e vediamo cosa ci vogliono dire per la litigata di Francesca e Lorella. In linea generale si faranno pace. Stiamole bene e chiediamo, sibille, chiacchierine, e ditemi come andrà questa pace con la Lorella e la Francesca. Lorella dell'81 e Francesca 64. Il taglio è un po', come si suol dire, bisogna mettere a posto qualcosa. C'è affinità, ci potrebbe essere affinità, però bisogna, il taglio sta a indicare che bisogna fare qualcosina
mettere a posto, perché il sacerdote arriva sempre quando bisogna mettere, tra virgolette, a posto qualche pecca. Comunque sembra che al taglio la cosa si possa fare. Vediamo un po', passato, gelosia, mettere a favore di camera in modo che vediate bene. Lettera, consonante sorpresa, speranza. Uh, uh. Allora, vediamo un po' per la nostra Francesca e Lorella. Qui la situazione, vediamo che in passato effettivamente c'è stato qualcosa detto o non detto. Vedete il gatto, donna maritata che cerca di mettere a posto le cose. Poi c'è stato un po' di gelosia, un po' di maretta, no? E si è perso qualche occasione, ma sembrerebbe che, diciamo così, la litigata c'è stata, nervosismo, forse per cose dette o non dette, oppure magari esagerate. Certo che Francesco ha cercato di stabilizzare la cosa, no? Però purtroppo la situazione sembra essere un po' sfuggita di mano, però diciamo che effettivamente poi ha portato, sembra non a qualcosa di materiale, però sembra che qualcosa sia sfuggita di mano, mettiamola giù così. Però diciamo che in futuro io vedo delle belle carte, vedo delle carte di allegria, poi comunicherete. Sì, 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 Francesca, non ti devi preoccupare, perché nel presente vedo che riallaccerete i contatti perché ci sarà un grande lavoro di ricucitura e vedo te che sei speranzosa e sei sicura di riuscire nell'intento, anche perché sei baciata dalla fortuna. Parliamoci chiaro, Francesca, se non ci fosse questo colpo di fortuna e ci sono uscite ben due carte nella stessa linea, sei una donna fortunata, perché c'è consonante, eccola qua, consonante sorpresa e fortuna, e poi ci sei tu speranzosa di ricominciare il dialogo con tua figlia. Avverrà tramite scambi magari di chat o roba di igiene sociale, no? E poi dopo raccoglierai i tuoi frutti speranzose e fortunate. Quindi presente alla grande, eh? Quindi fra un po' ricomincerete a ricucire. Vediamo un po' il futuro prossimo, però. Il futuro prossimo nascerà ancora un bel feeling fra tua figlia, però devi stare attenta che magari qualcuno potrebbe raccontare delle favole, delle favole e magari mettersi in mezzo, cercare di buttare benzina sul fuoco. Però io vedrei, anzi, vedrei che questa situazione scema via perché se noi analizziamo bene, vedi Francesca, ci sono delle situazioni molto, molto, molto a tuo favore. Perché? Amore e casa ribaltano questi qui che deliranti, che vuol dire che straparlano, vuol dire che fra due carte positive e deliranti acquisisce una forma di positività. E quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che praticamente smetteranno di dire delle cose che non sono vere. E poi c'è la pace proprio definitiva, vedi la riunione. La riunione che, cavoli, sembra quasi che arrivi per via ufficiale, cioè qui c'è un ricucimento, proprio perché tu vali molto e si vede anche da due carte fortunate che ti abbracciano. E fra 6 mesi dovrebbe arrivare questa ricucitura, 6-9 mesi, questa ricucitura perché c'è la carta della riunione. E avverrà quasi, non dico che sembra che avete litigato per qualcosa di legale, però vedo che sarà quasi che tu aspetti una lettera ufficiosa, qualcosa quasi, sembra quasi qualcosa di legale, e che nascerà qualcosa, qualcosa di positivo. Quindi diciamo che la pace ci sarà, ma nascerà qualcosa. Però attenzione, il finale com'è? È un po' attenti a chiarire, perché c'è un uomo che è pensieroso e forse qualcuno che è ammalato e vediamo che butta benzina sul fuoco nemico, però vedi che c'è l'Imeneo, qui abbiamo la riunione, quindi la pace c'è,
però ci saranno delle figure intorno a voi che vorranno buttare benzina sul fuoco. E però alla fine l'accordo si farà. Io non so su cosa avete litigato, però sembra quasi che ci sia di mezzo qualcosa di legale, non so, qualcosa di importante, perché vedi, riceverai una lettera importante di comunicazione per la riunione, cioè per la pace, chiaramente, visto che la domanda, e la pace ci sarà, però devi stare attenta, scusa Francesca, che ci sono soprattutto una persona che butta benzina sul fuoco e vuol fare ammanare questa pace. Comunque la pace ci sarà, fra massimo 6-9 mesi dovrebbe arrivare, come si dice, alla pace. Comunque sei una donna fortunata perché sono uscite carte estremamente fortunate. E adesso vediamo le altre domandine. Allora, allora, Giulia, Giorgia, Claudia. Cinzia, devi scrivere la data di nascita. Cinzia Panzeri, devi scrivere la data di nascita. Bene, vediamo un po' Giulia. Mm. Giulia del 62, il lavoro che ho accettato è quello giusto per il mio futuro. Giulia del 62, Giulia del 62 chiede se il lavoro che ha accettato è quello del suo futuro. Allora, Giulia, sembra che ci sia qualcosina da mettere a posto, però vediamo se Giulia ha trovato il lavoro del suo futuro. Quindi facciamo una bella stesa, una bella domandina alla Sibille Chiacchierine, se il lavoro che ha accettato è quello del suo futuro. Mm? Sibille, ditemi se il lavoro che Giulia ha accettato è quello del suo futuro. Al taglio, affare e stanza ai bambini sta per nascere qualcosa di interessante, perché quando si parla di lavoro, la stanza è proprio un posto dove si fanno contratti, dove in un certo senso si fanno delle grandi decisioni, positive chiaramente, e il bambino sta a indicare che sta per nascere qualcosa di interessante. La domanda è se quel posto di lavoro era interessante e il taglio sembra molto positivo. Allora, vediamo un po' il passato, il presente, il futuro e la conclusione. Allora, vediamo un po' il passato. Il passato, visto che si parla di un lavoro o di un lavoro, si vede che è pianto molto, hai fatto forse delle scelte di leggerezza, e ti sei unita a dei lavori che però ti hanno, insomma, non fatto del bene, no? Diciamo così, ti vedo piangere. Poi ci sono stati cambiamenti dovuti anche forse a una persona che è un artista, ha delle qualità, però forse alcune volte sopravvaluta un po' se stessa. Gli artisti possono essere sia positivi che negativi, però diciamo che nella linea del passato a livello lavorativo qualche lacrima c'è stata, forse perché delle scelte un pochettino leggerine. Poi un cambiamento, ha incontrato qualcuno che molto probabilmente ti potrebbe dare una mano, però vediamo il presente. Allora, io ti vedo fiduciosa, però vedi, Giulia, qui capiamo in due problemi grossi. Qui devi rimettere un po', c'è disgrazia, quindi io ti vedo molto positiva, molto coraggiosa, intraprendente, però vedi, abbiamo disgrazia, donna di servizio che potrebbe essere anche una persona che ci potrebbe portare anche delle brutte notizie. Quindi per il presente, se stiamo parlando di quel posto di lavoro lì, e visto che abbiamo fatto questa domandina, le premesse erano buone. La tua speranza è anche buona, però vedo che ci sono due blocchi. Devi rimetterti un po' in gioco. Vedi, c'è qualcosa che nel presente. Sono due carte che mi fanno un po' paura,
Poi, e quindi sarà un po' bloccata la cosa se questo lavoro lo ha iniziato, sembra quasi che ci sia qualche piccolo problemino. Però, e poi vedo anche nel futuro che ci sarà qualcuno, vedi, nemico che amplificherà questa cosa. Cioè sembra quasi che ti vorranno far firmare un contratto, mh, però su delle ceneri. Ci sarà qualcuno che tenterà di farti firmare un contratto su delle ceneri. Poi aspetta Giulia, perché io vedo qua che ti arriverà un messaggio e questo messaggio, attenzione, sarà un messaggio positivo. Sembra quasi, non vorrei dire che cambi lavoro, però sembra quasi che adesso ci sono dei blocchi importanti. Qualcuno che ti vorrà far firmare un contratto bislacco, poi sembra che ti arriverà una comunicazione dove raccoglierai i frutti. mm? Quindi in questo momento il lavoro che hai scelto non credo che ti dia grandi soddisfazioni o non ti aiuterà nel futuro e avrai dei nemici importanti che cercheranno di fermarti. Poi arriva questo contratto e a leggerla bene, comunicazione raccoglierà dei bei frutti. E poi c'è questa figura della donna giovane che rappresenta un po' la persona che può e non può, nel senso ha le capacità, però è anche una persona estroversa e potrebbe creare dei pasticci. Quindi adesso vediamo la conclusione. Quindi adesso diciamo, se il passato hai pianto, nel futuro non riderai, nel presente non riderai. Poi avrai anche nei prossimi mesi un attacco molto probabilmente dietro le quinte da qualcuno che non vedi, vedi un nemico nascosto che non ha ancora attaccato, non c'è riuscito. Poi firmerai un contratto, o firmerai qualcosa, cercheranno di farti firmare qualcosa e raccoglierai dei bei frutti. Però, vedi, Giulia, c'è qualcosa qui che mi fa temere che forse sceglierai qualcosa di sbagliato, perché guarda un po' le carte, il finale, pensiero, gelosia, sacerdote, vecchia signora. Sono carte che fanno indicare che ci saranno tensioni, pensieri, qualcosa da mettere a posto. Certo, avrai l'aiuto di una persona con capacità, però io vedo solamente una carta positiva qui fra 6 mesi che raccoglierai dei frutti, però poi farai molto probabilmente delle scelte impulsive che ancora ti porteranno dei problemi, perché vedo pensiero, appunto, che abbiamo visto, vedi, questa modalità qua, della tua scelta che farai qua, sembra quasi che ti porteranno solamente dei pensieri, problemi, litigate, prese di posizione, forse anche legali. Quindi io penso proprio che dovresti in un certo senso essere un po' più guardinga su quel lavoro lì. Molto probabilmente ci sono grandi prospettive, vali, no? Vali perché le carte sono uscite anche a tuo favore, ma ci sono molti problemi da mettere a posto, che molto probabilmente non abbiamo ancora incontrato, non hai ancora incontrato. Quindi è più un no che un sì. Bene, andiamo avanti. Allora, Giorgia, vediamo un po' la nostra Giorgia. Un po'. Mm. Saluto anche la mia Ara. Mm. Allora, vediamo un po' la nostra, eh, vediamo un po' la nostra Giorgia. Ciao, vorrei sapere quando riuscirò a trovare un lavoro, sono completamente fermo. La mia data è dell'80. Mi raccomando, dopo cancellate anche le domande, perché sono domande molto personali, non voglio per privacy dei miei amici che contattano, così sapete che Marietto ci tiene che resti in un certo senso, anche se poi le pubblico su, come si suol dire, sul tubo, comunque non voglio che rimangano le domande. Ecco. Allora, vediamo un po' la Giorgia. Vediamo se riuscirà a trovare lavoro. La nostra, vediamo un po', Giorgia dell'80, che è completamente ferma. E Giorgia è dura, però alla fine qualcosina.
salta fuori. Vediamo un po' Giorgia adesso, che dell'80. La nostra Giorgia è un po' bloccata. Vediamo un po' come si evolvono le situation. Vediamo un po' come si evolve la situazione con Giorgia. Villa, ditemi con Giorgia com'è la situazione. Vediamo un po'. Allora, riunione. Allora, Giorgia, qui mettiamoci d'accordo perché tu hai le potenzialità. Hai le potenzialità perché questa è una carta da fortuna in cui ti si vede molto probabilmente o hai mancato qualche occasione, perché qui la persona che sei tu sta pensando ai premi, ma perché li vali, c'è la speranza. Quindi al taglio, qui, questa carta ci fa capire che tu hai delle potenzialità immense e che il lavoro, visto che la riunione c'è, arriverà. Quindi però ti devi dar da fare, nel senso che il potenziale c'è, tu vali, però devi scendere in campo, nel senso che hai il potenziale, hai la possibilità di spaccare, come si dice, no? E in fondo arriverà il lavoro. Vediamo un po' la riunione. E adesso vediamo un po' com'è. Nemico, sospiri, dottore, Emineo, superbia, speranza, ancora, ristorante sorpresa, piacere, vediamo un po'. Vediamo un po' se arriverà questo lavoro. Allora, nel passato, ti vedo, insomma, hai lasciato andare molto probabilmente qualche... Aspettate, voglio vedere se si vede bene. Sì, si vede. Hai lasciato magari, vediamo sospiri, forse per qualcuno che ti ha dato noia sul lavoro, ma vediamo che questa carta sta a indicare che tu guardi il passato un po' con rammarico, che è andato via magari un lavoro proprio perché c'erano delle persone fastidiose che ti hanno dato, magari anche sul lavoro, un po' di noia, un po' di fastidio, o non andavi bene molto probabilmente. Non tu che non andavi bene, ma loro ti hanno attaccato. E quindi quel posto forse ti piaceva anche, ma diciamo che è andata così. E hai cercato, qualcuno ha cercato di aiutarti. È venuto incontro il dottore, è il simbolo sempre di una persona che cerca di aiutare e forse ti hanno promesso qualcosa di, tra virgolette, perché vedo il contratto anche esagerato, però visto che mi dici che sei ferma, tutto fa pensare che la cosa è bloccata. Poi vediamo il presente. Il presente, qui ti vedo ferma nel senso che sai quello che vuoi, no? Ti vedo speranzosa che puoi decidere tu, perché in effetti tu hai qualità e questa è la seconda carta più fortunata del mazzo. Quando c'è la consonante di sorpresa, vuol dire che tu fra un po' raccoglierai molto probabilmente qualcosa di interessante. Però attenzione, attenzione, perché vedi, qui tu hai lavorato molto per attivarti nel lavoro, perché abbiamo visto al taglio che le qualità ce le hai, le qualità ce le hai e il lavoro molto probabilmente incomincerai a incontrarlo. Però devi stare attenta perché fra un po' molto probabilmente lo incontrerai questo benedetto lavoro, però devi stare attenta che ci saranno degli attacchi che ti porteranno un pochettino, capisci? Il militare è sempre strategico, sempre in guerra, e quando si parla di lavoro bisogna metterci forza, e che ti porteranno molto probabilmente un attimino di sconforto, malattia. E infatti poi nel futuro ti vedo piangere, quindi cosa vuol dire? Che il prossimo lavoro che arriverà, molto probabilmente devi stare molto attenta, che qui siamo nella linea del presente, molto attenta perché ti porterà dispiaceri. Oppure adesso che magari si ferma e ti porteranno dei dispiaceri. Però nel futuro io vedo che la cosa si mette molto bene, perché vedi, c'è consonante, scusa, c'è allegrezza di cuore e allegria che stanno a indicare che dovresti incominciare a trovare qualcosa di veramente interessante e sicuro anche, perché vedi, conversazione, casa e pensiero. Quindi molto probabilmente la situazione evolverà in senso positivo dopo questo passaggio di attacco che avrai, perché dovrai tirare fuori i denti, no? Nel presente stiamo parlando, e nel futuro ti piangerai un attimino, però dopo
hai delle carte tutte positive, quindi avrai felicità anche su questo prossimo lavoro, dialogherai anche molto e qualche pensierino c'è, però alla fine il risultato lo porti a casa. Eh, Queste carte qui sono estremamente positive per la ricerca del lavoro. Quindi sembra che parlerai molto e sarai contenta anche del lavoro che troverai, perché qui il contratto l'hai avuto nel passato, ma forse ti hanno illuso. Però nel presente, cioè scusa, nel futuro prossimo, 3-6 mesi, io vedo tre carte, una più bella delle altre, o forse qualche pensieruccio, però alla fine il risultato lo porti a casa. Ma vediamo un po' il finale. Allora, vedi, bambino, sta per nascere qualcosa, leggerezza è anche la tua qualità di persona, che sei una persona con qualità, però alcune volte forse, ecco, diciamo che, perché qui il lavoro lo troverai, vedi, sei felice, cioè parli molto, oh, hai la casa che è il segno di intimità, di raggiungimento dell'obiettivo, però vedi, nascerà qualcosa, forse sul posto di lavoro, che forse lo prenderei forse con troppa leggerezza e alcuni, vedi qua, staranno un pochettino dei birichini, ti porteranno magari il domestico, porta cattive notizie, quindi il lavoro c'è, lo vedo che sta per arrivare. Anzi, diciamo che è prossimo, perché qui ci sei bene, sei dentro bene, anche fortunato, diciamo. Solo che quando entrerai in quel posto di lavoro lì, devi stare attento perché lì ci sono dei tagliagole, ti faranno piangere. Poi dopo la situazione dovrà diventare migliore, però attenzione che poi in quel posto lì, vedi, nasceranno delle leggerezze e persone che diranno cose che non sono piacevoli. Quindi la domanda se troverai lavoro, sì, sei sulla strada giusta. Sembra quasi che sia baciata la fortuna. Poi, chiaro, devi gestirti bene perché in quel posto lì saranno anche un po' birichini. Bene, andiamo avanti alla prossima. Vediamo un po'. Saluto Heidi, Claudia Giusti, ciao Claudia. Anna Maria, buongiorno, sono Antonella. Allora, allora, 64, Luigi del 59. Se mi contatterà, non capisco se lui aspetta il mio contatto come lui. Allora, vediamo un po'. Qui stavo leggendo le altre persone, scusate. Che no. Allora, buongiorno, sono Antonella 64 e Luigi del 59. Se mi contatterà, non capisco se lui aspetti un mio contatto. Allora, vediamo. Luigi del 59 e Antonella del 64. Allora, la domanda è se lui ti contatterà, ok. Vediamo un po'. Antonella e Luigi. Antonella e Luigi. Se ti contatterà. Ci sta pensando, eh. Ci sto pensando, non è né un no né un sì deciso, è un nì. Vediamo Antonella se ti contatterà. Vediamo un po' una bella spesa completa per la nostra Antonella. Sibille interattive, ditemi se Antonella verrà contattata da Luigi del 59. Messaggio e riunione. Questa qui è una piattura che mi piace. Perché sì, qui si vede che stai aspettando, vedi che ti contatta, il messaggero è sempre qualcosa di ufficiale, e la stai aspettando questo contatto e la risposta ce lo dice subito al taglio. Molto probabilmente al 99% sì. Ma vediamo un po' in dettaglio la situazione di questo Luigi. Mm? Allora, un po'.
subito una bella, bella là. Allora, facciamo un po' parlare le nostre sibille chiacchierine che sono anche un po' delle spioncelle. Vediamo qua che la situazione qua è un po' bloccatina per via di forse, vedete qui ci sono tre carte difficili, però tu sei vittoriosa. Abbiamo visto già l'apertura che era molto positiva, però diciamo che il passato è stato un passato col freno tirato a mano, perché è uscita una situazione veramente turbolenta. Le carte, le sibille ci dicono che ci sono stati dei blocchi importanti, forse anche mh, qualche litigata, o lui magari ha litigato con qualcuno, però insomma la situazione era impegnativa. Te ti vedo che emergi, no, come la fenice dalle ceneri, no, sempre vittoriosa, però qualche blocco effettivamente non si è fatto negare, mettiamolo giù così. E il futuro, cioè il presente, alla domanda se ti contatterà, tu ti vedo sospirante, vedi qui la carta parla molto chiaro, anche perché vedi, quando c'è questa barca che se ne va, sembra che c'è stato un po' di maremoto, ma il maremoto l'abbiamo visto sopra, nel passato un maremoto a gogo, uno tsunami, diciamo. E vediamo che lui ha dei segreti, della forza dei segreti amplificati. Attenzione perché deve avere anche un caratterino un pochettino da superbo. E poi non vorrei dirlo, ma purtroppo devo dirlo. Attenzione qua, vedi Antonella, qui sembra quasi che entra in scena una terza persona. mm? Una terza persona. Quindi al taglio abbiamo visto che ti contatterà, però diciamo che la strada per arrivare a questo contatto è irta perché ha dei segreti quest'uomo qua e vedo una terza persona che farà un po', tra virgolette, ammalare questo contatto. Vedo entrare in scena, non so se è sposato questo signore, però vedo che c'è una donna maritata che entra in scena e ti vedo piangere. Quindi molto probabilmente qui ti contatterà, ma forse non ha detto tutto il nostro Luigi, non ha detto tutto perché vedo che poi il contatto si ammalerà perché entra in scena una donna, molto probabilmente magari lui è sposato o è vedovo, insomma, o una terza persona che praticamente ci fa capire che la situazione è frenata e vediamo che qui c'è Antonella che piangerà. Questo futuro. Poi analizziamo anche il soggetto. È un artista, è una persona che vale, però quando esce l'artista in amore o nelle telefonate, mettiamola giù così, sembra quasi che lui sia più il tipo che gli piace essere chiamato e non chiamare. È un tipo, beh, insomma, l'abbiamo visto anche qua, che è un pochettino, non dico altezzoso, ma un pochettino che gli piace che la gente gli faccia la corte. E poi lo si vede e attenzione Antonella perché qui vediamo una donna maritata che entra in scena e poi qui vediamo ancora una figura che è in più, no? Un'altra signora che è in più e qui sotto cosa vediamo nel futuro? Un'amica e poi una giovane fanciulla, lui molto probabilmente o è una figlia o molto probabilmente entra in scena qualcuno, però adesso tu mi dirai, ma insomma mi parli sempre in modo negativo. No, perché al finale, alla domanda tua, io vedo che ti contatterà, c'è fedeltà, imeneo, stanza e sacerdote. Allora, hai avuto un finale coi fiocchi. Infatti l'apertura era se ti contatterà sì la lettera con la riunione e poi qui ti vorrà anche bene, farete sicuramente qualcosa di importante, voi due sarà una cosa seria e ci sarà anche molta intimità. Attenzione però che perché dovete mettere a posto alcune cose, forse anche a livello legale. Quindi io direi che fai bene qui a sospirare, il finale è dalla tua parte, lo ripeto, una bellissima carta dei sentimenti, una bellissima carta del voler costruire qualcosa, una bellissima carta del volere
andare in profondità a livello sentimentale e fisico. E poi la carta qua, scusa che lo metto bene, sta a indicare che bisogna mettere a posto le cose in modo chiaro. Questa qui è una carta che chiama sempre la severità, le cose chiare, scritte nero su bianco, e qui c'è il nero su bianco, elimini la carta più bella. Bene, vediamo un po'. Cari amici, ho già fatto 35 minuti, sapete che il Marietto dopo i 30 chiude. Oggi sapete che è sabato, ma vi aspetto domani, vi aspetto cari amici domani alle 4, sempre nel gruppo di radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo. Vi ricordo che se non vi ho risposto oggi, vi rispondo domani alle 4, alle 16. Poi abbiamo il De Garda alle 21:30 lunedì nel suo canale YouTube. Vi ricordo anche che abbiamo dei gruppi, oltre a questo qui anche un altro in Facebook, e abbiamo dei gruppi anche in Telegram. Se mi volete contattare per un consulto a pagamento 20 euro 45 minuti solo su Telegram. Eventualmente vi ricordo anche che abbiamo un sito, il capitano.altervista.org, dove potete scaricare gratuitamente 20 ebook di radionica e radiestesia. Bene cari amici, grazie e alla prossima.